No, le prime perizie hanno dato un esito un po' nefasto perché abbiamo un ammontare di danni che supera il milione, anzi si avvicina al 1.600.000 euro di danni. E il problema è che non sono danni solo agli impianti, bensì anche alla struttura. Ipotizziamo un triennio per lo svolgimento dei lavori. Tempi lunghi per la sistemazione della palazzina Ater di Cervignano, seriamente compromessa dall'incendio divampato nella notte tra il 13 e il 14 dicembre scorsi. 24 famiglie in quella notte hanno vissuto tanta paura, 32 gli intossicati. Quasi tutti hanno ritrovato sistemazione in tempi rapidi presso nuovi alloggi Ater. Solo 6 nuclei hanno rifiutato le case messe a disposizione a Strassoldo. Gli alloggi sono tutti all'interno del comune di Cervignano, alcuni di questi si trovano nella frazione di Strassoldo, che come sapete è una bellissima frazione, uno dei borghi più belli d'Italia, il Friuli Venezia Giulia, e qualcuno però tuttavia ha rifiutato perché non lo ritiene consono per le necessità di vita personale e professionale. Ora si tratterà di capire se il rifiuto è motivato da giusta causa, vi sarà la disponibilità di reperire un nuovo alloggio. Se invece questi rifiuti non rientrano nella giusta causa, in base ovviamente alla nostra disciplina, loro dovranno in qualità di parificati agli sfrattati reinserirsi in una nuova domanda, in una nuova graduatoria. Il sindaco, tra l'altro, ha detto che entro fine gennaio queste persone dovranno lasciare anche l'albergo dove sono sistemate, insomma, da ormai un mese. Pertanto i nuclei dovranno comunque in ogni caso trovare una sistemazione alternativa, sì. Ovviamente da soli, a loro spese. Assolutamente sì, purtroppo sì, perché l'Ater ovviamente non ha nelle sue competenze la possibilità di fare più di quello che è previsto dalle nostre normative. È certo che accettare quello che noi possiamo offrire, che tra l'altro per fortuna avevamo alloggi pronti, è assolutamente la via più breve, sì.